Funghi chiusi. Che stai facendo? Non Che stai ho cantando? più speranza. Ma che è Funghi chiusi? Funghi chiusi, che Funghi erano? chiusi la canzone, Funghi chiusi. Funghi chiusi. Funghi chiusi, Questo non è funghi chiusi. Dai, salutiamo il pubblico, ben trovati. Salutiamo amici. il nostro pubblico, io c'ho da fare. Saluta tu, saluta Che stai tu. facendo? Dai, Sto ti pulendo- aiuto? Sì, però devi farli bene, capito? Ma perché? E niente, io volevo salutare tutti i nostri teleascoltatori, teleascoltatrici e teleascoltatutti. Praticamente tutti, sì. Praticamente noi stiamo qui preparando le ricette per fare la puntata di cucina. Esatto. Allora, siccome c'è stato Ecco. un signore che ha detto, Che ha io sono detto? convinto che tu non sai pelare i funghi. E quindi? Io ho detto, lei non capisce niente. Dai, ma sai fare molte cose. Ma no, ma perché i funghi che hanno i capelli che li devi pelare? Si pelano se hanno i peli, eh? Questi non sono peli, eh? Questi sono i funghi. Cioè, A te piacciono i funghi dai. velenosi? A me mi fanno morire. Niente, ragazzi, oggi è così. Oggi ha questo tenore di battute, diciamo così. Senti, allora, Faccio le battute! Tenore di battute. Il tenore... non so che dire, va bene. Allora, quindi funghi, cosa sono questi porcini? No, questi sono dei cremini. Cremini. I porcini sono quelli un po' maleducati. Quelli che allungano le mani. Porcino! E che stiamo facendo? Li stiamo operando? Sì, perché mi serve, siccome devo fare la blanchette francese, La blanchette. oggi faremo una ricetta francese che è la blanchette di maiale, de cochon. Si fa col vitello, me lo faccio col Mamma cochon. mia, col coscione. Perfetto. Guarda E che poi c'è faremo una ricetta che in Spagna ha un nome un poco, Cosa? cioè sarebbe la tibon, una bella Tibon. bistecca di vitello fantastica. È un tipo che di carne, la taglio di tibon. bistecca con tutto, perché si taglia con tutto il filetto e di conseguenza ha un aspetto che sembra una T. L'osso viene tipo Ah, è vero. T, capito? Va bene, quindi allora abbiamo fatto che cosa? Abbiamo E uno intanto facciamo pelato alla questi maniera cremini. spagnola. La maniera spagnola è in doppia cottura. Mm. Prima la mettiamo in forno, facciamo raggiungere una certa gradazione e poi Ci vuole la arte andiamo per in cucinare la piastra. carne, Va bene? Deve essere Esatto. buona di base la carne. assolutamente. Però devo dirti che la cottura è fondamentale, assolutamente, è fondamentale. E facciamo questa prima preparazione che ci servirà per la blanchette. Quindi, niente, Tagliamo queste questi fettine funghetti. di funghi, Così, così, affettati proprio, affettati, affrettati, capremura, affrettati. Affrettati, facciamo così e con questo abbiamo concluso. concluso. E voilà. Ecco, ci Questo è siamo. uno. Prendiamo la pentola che ci serve per fare la blanchette. La blanchette, dai. Questa di qua. Accendiamo. Ecco. E stranamente mi vedrai fare una cosa che è raro, tu vedi che io... Cioè cosa? Ma la ricetta è questa. Cioè cosa? Che Allora, mettiamo del brodo vegetale brodo vegetale in che lascia le pentola. impronte, giusto? Quindi brodo vegetale sempre cosa abbiamo messo? Carota, Carota, cipolla, sedano, cipolla, un po' sedano, di quello che sale. abbiamo. Ok. Ecco. Il brodo vegetale è quello che lascia le impronte, Sì, come ti dico sì, sempre, che sarebbero sì. le impronte vegetali. Ecco, Abbiamo messo questo. quello là. Poi abbiamo, guarda che c'è qua, questi bei cipollotti Sì. che andiamo a tagliare, guarda, grossolanamente. E perché dicevi una Questo cosa che qua. non mi vedi mai Questo. fare? Cosa Cioè che tu mi vedi che metto tutto in acqua senza alcun soffritto. Ah, ok, quindi così, niente, diciamo, così. bollito stai facendo? Devono rimanere, il liquido deve rimanere bianco. Bianco, quindi senza Da olio questo il nome blanchette. e senza soffritto. Partiamo Senza quindi da una base diversa oggi. Sì. Vedi come vedi sto abbondantim in termini Quindi di cipolla. grossolani, come diciamo noi, grossolani. Grossolani, Così. così. Vai grossolani, Grossolano. carota e cipollotti, grossolani. Ok. Ecco, E andiamo a mettere così. Per prepararci la nostra base della blanchette. Senti come lo pronuncio? blanchette. 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 E questa la mettiamo qua. I funghi al momento da parte. Intanto Sì. cominciamo a tagliare la carne.
Questo è una lonza di maiale che io ho pulito Sì. totalmente. Ho visto, è Vedi, bella non c'è netta, tipo un grasso, filetto. Sì, perché è un po' è un piatto un po' Un particolare. piatto particolare, dai. Che poi non è leggerissimo, però è buono. Bene, quindi così. E andiamo a fare questi toché. 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 Eccoli. Toché. Tocchetti, tocchetti. Tocchetti, tocchetti. Toché. Tocchetti. Toché. Tocchetti. Toché. Chi si sospettina, no? Tocchetti. Con la unghia mi pungia. Tocchetti, tocchetti. Tocchetti. Dai, Ecco qua, tocchetti. tocchetti e mi solletti qua. Tocchetti. Un po' meno, non ci credono così. Guarda che facciamo adesso. Andiamo a mettere un po' di olio qui. Ah, che bello. Condiamo la carne? Sì, così. Bello, eh? Poi prendiamo un rametto di timo, Timo? questo, lascialo così com'è. Così, Così tutto? com'è e lo mettiamo qui. Ecco, tutto là. Perché poi lo andremo a levare. Capito? Questo gli diamo una massaggiata. alla Quindi l'abbiamo carne. così insaporita. Vedi che già qui sta insaporita. bollendo e andiamo Sì. a mettere la carne Là, inside. là, Così. Così là e là. e così. Ci mettiamo un bel convoglio. Lo prendo? Già Sì. io lo capisco, anche se lui non parla Questo, l'italiano. convoglio. E lo Ecco. lasciamo andare. Andare. in Per cottura. quanto tempo? Importante, Ma comunica al almeno nostro pubblico. Un'oretta questo se la mangia. Un'oretta, quindi Che questo la carne così. ci deve diventare bella. Aggiungiamo un po' di Bella sale. morbida, quindi abbiamo fatto che cosa? Questo brodetto abbiamo Brodo messo. vegetale che abbiamo preparato prima. Brodo vegetale, Che abbiamo carote, preparato. Brava. cipollotti, poi abbiamo preso questa Mi lonza di lavo maiale. un attimo le mani. Tocchetti insaporita con olio e sale e un'oretta Brava. a cucinare. La maggiorana. Poi in ultimo ti farò vedere cosa succederà con questa carne. Ci sto. Che tu non lo sai cosa succederà. Siamo ma qua io per lo so. questo. Io lo so. E allora diamo una pulita qui, perché la ricetta poi ha un suo fine, proprio fine. Finale. Allora, la seconda ricetta è, prepareremo quella, guarda, Mamma mia. guarda questa meravigliosa bistecca. Questa è una bisteccona, Questa è una T-bone. una T-bone. T-bone perché È T-bone? buona, per Perché questo. qui c'è osso e fa l'osso tipo che fosse Ah, una fa una T. T, ecco. Qui parliamo di carne pregiatissima, parliamo di macellai veri. Macelleria Massimo Maugeri. Vedi che so fare? sono seri loro. Ma sì. le fai quando ti piace a te? Veramente, una carne spettacolarissima. Andateci perché io sono il cliente e devo dirti che è meraviglioso. Bene. Faremo questa carne che lo sai come si chiama in spagnolo? No. Chuletón. Chuleton? Chuletón. Chuleton. Cioè come giacaron, chuletón, capito? Va bene, chuleton, Bene. allora. E allora prendiamo questa meravigliosa bistecca, T-bone, T-bone o chuletón, che le bon. che abbiamo comprato presso la macelleria Massimo Mauceri. Credetemi, sono bravi e seri. Ma massaggiare la nostra carne in prima di tutto Con un po' d'olio. con dell'olio. Ma proprio dobbiamo Ma fare... senti, posso dirti una cosa, perché l'ho provato ultimamente, quest'olio che mettiamo massaggiato serve un po' a favorire poi quella crosticina che fa la carne, no? Che fa quella reazione di magliarda però Bravo, più abbrustolita, bravo, no? Ma noi stavolta faremo una doppia cottura. Faremo una cottura in forno a bassa temperatura. Ok. E una cottura in padella. griglia, poi. In padella. Vedi che Ok. sto massaggiando. Stesso lavoro da questo lato. Ecco qua, questo lo togliamo perché poi ci darà fastidio. Questo si chiama tessuto connettivo. E noi lo togliamo un attimino perché poi ci dà fastidio. Lo Ok, Adesso lo mettiamo qua così. Ok. ok. E massaggiamo. Poi andiamo poco di sale e massaggiamo. Giriamo Sì, così. questa è una cosa Eh sì, fondamentale per la allevamenti provenienza proprio. e tutto. A questo punto ci presumiamo di una teglia, Quindi, allora, abbiamo massaggiato olio e sale. ci presumiamo di questa teglia e andiamo in forno a 100 gradi centigradi finché al cuore ci raggiunge circa i 40 gradi. Quindi, Oggi un termometro da cucina allora, una ce l'abbiamo temperatura tutti. diciamo bassa più o meno, 100 gradi, giusto? Quanto deve stare? 20 minuti? No, tu devi tastarlo con il termometro Ok, e lei ti dirà quando è
una quarantina di gradi al cuore si esce. Bene, Capito? più o meno, dacci un tempo diciamo indicativo. Ma il tempo indicativo dipende dal forno, dipende da tante cose, dallo spessore della carne. Col termometro vai a tastare. Vabbè, col termometro tastiamo, ragazzi. Adesso posso fare una pubblicità per la consigli per i consigli. Ma l'avevi fatta prima con la macelleria, la rima, dai, sbagliato. veramente, guarda, non posso. Ma non finisce qua, perché ora ti faccio vedere cosa succederà. Che Prendiamo- succede? Ti faccio vedere. C'è un procedimento da fare con le carni. Prendiamo questa, Ecco, prendiamo carne, funghi, cipolle. tutto quello che è, vedi questo brodetto meraviglioso anche? Così. Qui siamo francesi, eh? Francesi, Per cui francesi, Les François sont François. ecco. Les éléphants de la Chetan. Les melons c'est le roi. Et les chantons del Sassava. Va bene, ci siamo. Guarda che Allora, faccio questo, lo possiamo togliere. Guarda che cosa ti combino ora. Che mi Questo è combini? Un cucchiaio. Dai, vuoi un cucchiaio? Yes. Eccolo. Burro, Petit peu de beurre. Così. eccolo. Nel brodo che c'è rimasto. Andiamo così. Facciamo, dammi un altro cucchiaio per favore. A te. Una piccola spolverata Una piccola spolverata. di farina. Di che? Mi dai la frusta? Eccola qua. Di farina, semplice farina. Grazie. Eccola. E andiamo a creare un simil roux. Un simil roux. Un simil roux. Quindi Abbiamo addensiamo fatto un con po' il questa brodo. farina che abbiamo creato. Esatto. Ed è a questo punto che succede la magia. Succede? Andiamo ad aggiungere della crème fraîche, che sarebbe la panna. Che cos'è quella? Della panna fresca? Panna fresca. Ah, vedi perché blanc? Blanche. Blanche, 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 blanche. blanche. Vediamo come possiamo farla cadere. Così. Va bene? E andiamo via così. E andiamo ad addensare, quindi Brava. praticamente dal brodo che si era creato dalla nostra carne con carote e cipollotti che avevamo fatto bollire, vi ricordate, 40 minuti all'incirca, lo usiamo per creare questa salsa. Certo, ci Con- serve un pizzichino di sale, Aggiungendo cosa? Un po' di farina Sì. e della panna fresca. del burro e la panna fresca. Ah, e anche del burro e un po' di sale. A questo punto Ora, siccome i francesi sono peggio di noi come grassezza, nella ricetta ci andrebbe un torlo d'uovo, ma io lo evito. lo facciamo un po' più Faccio un po' leggermente più light, dai. Insomma, ecco fatto. Adesso guarda che succede. Diminuiamo la fiamma, lasciamo andare. Lasciamo andare. Questo lo togliamo. Prendiamo un piatto piattifico. Ecco qua. E guarda che ti faccio. Ti verso questa meraviglia qui. La blanchette. La blanchette. Ah, che meraviglia, Ho ragazzi. bisogno della regina del pepe in Metti questo così momento. un po' di pepe qui, Sì. sulla carne proprio, no? Sì. Ecco. Basta così cos'ha. Mi dai il cucchiaio grande, mi dai il cucchiaio grande. Ma certo, a te. E andiamo a imbrocciottare. Ma che specialità, ragazzi. Ma che specialità. Ma di che parliamo? Ma di che parliamo? E voilà. Metti qua, metti qua. Va. Nous avons fait la blanchette. Buona, eh? E voilà. Questa carne imbiancata. E questo è un primo piatto che è la blanchette, lo possiamo mettere qua. Ecco, ma andiamo Dimenticavo alla nostra... una cosa Che importante, importante. Che c'è?
Dimenticavo una cosa importante. Un slegassè dell'omelette. Ah, quel tocco, Qui. quel profumo di limone. Tu Ecco. senti il profumo? Lo sento, sì. Adesso lo mettiamo qua. E voilà. Togliamo Lo questo, sento, sì. togliamo questo. E guarda che ti faccio ora. Ti ricordi quella bistecca che avevamo Mi messo in ricordo, forno? andiamo alla nostra bistecca, com'è? Te la prendo. Gli abbiamo dato, come ti dicevo, una doppia cottura e siamo a 40 gradi al cuore. 40 gradi al cuore, la vedete com'è ancora Guarda, praticamente? dammi la pinza. È come se fosse Ci vorrebbe un quasi padellone cruda. più grandone. Quella già calda, giusto? E- È già rovente? Facciamo scivolare un po' Sì. e andiamo a mettere qui. E andiamo a mettere là, in cottura. Hai sentito? Come è questo schizzata caso- la cottura? Non ha bisogno di una lunga cottura, No. Quanto perché fa? siamo arrivati al cuore a 40 gradi mentre era in forno. Bene, quindi diciamo che già è parzialmente cucinata. Oh mia bella Ma Madonnina, smetti, dai. che te prela e te lo do. Senti, mi dici quanti minuti? Allora, in forno, ti ripeto, devi andarci con il termometro, tanto un termometro da cucina ce l'abbiamo No, qui. ma per fare proprio la... Adesso deve fare quei 5 minuti da un lato, 5 minuti 5 dall'altro minuti lato. per lato, dai. Va bene, per cui così. Facciamo un recap di tutto quello che abbiamo fatto. Un Vediamo se te lo recap, ricordi. abbiamo fatto la cosa, Blanchette. la blanchette. De cochon, che sarebbe maiale. Esatto. Poi che abbiamo fatto? Come l'abbiamo fatto? Abbiamo messo la carota, la cipolla, però non soffritta, No. stufata, Stufata. bollita. Poi abbiamo aggiunto la carne, sono passati quei 40 minuti. Bella. Poi nel brodo che cosa abbiamo fatto? Un piccolo roux liquido, burro, farina, poi abbiamo aggiunto la panna, abbiamo fatto sì che si stringesse e voilà. Sempre con lo stesso Se ne è brodo che risultato. poi abbiamo adagiato sopra. E per finire una grattatina di limone. Brava, Una di scorza grattatina di limone che dà... di zest di limone. Esatto, no, lo zest è un'altra cosa. Questo. Ma no, lo zest è... Zest significa buccia. Ma lo zest, ho capito, ma lo zest noi lo facciamo diversamente di solito. Ma senti il profumo? Possiamo girare? Aspetta, qui la cucina ci deve seguire perché questa è una carne pregiatissima. Vedi che altro che parlavo? maiarde, Parlavo di questa. altro che maiarde. Ma questa la favorisce anche quella massaggiata di olio che abbiamo Assolutamente, fatto. È giusto o no? certo, abbiamo fatto sì. Questa che cosa abbiamo fatto? Abbiamo massaggiata con l'olio, l'abbiamo massaggiata con un po' di sale. Abbiamo drenato, ragazzi, drenato. Esatto, Drenato. c'era Renato che ci ha fatto questo lavoro. Dopo che faremo il sotto andremo a mettere un po' qui da questo lato, tenendola, per fare croccantare questo di qua, la parte Ok. del grasso che è fondamentale. Hai visto la carne che bella marezzatura che aveva? Ho visto, ragazzi. Cos'è la marezzatura? La marezzatura è quella, diciamo, quando vai a mare. Cioè, la Marezzatura brezza è di il mare. grasso interno che ha nel muscolo, nella carne. La brezza di La mare. brezza marina. Ma per favore. Oh mia bella Madonnina, che te prela un po'. Allora, senti, siamo pronti per impiattare, secondo te? Quasi. Ora diamo una pulita E torniamo, andiamo, dai. facciamo l'impiattamento, il taglio e tutto quanto. E ci A siamo. dopo. Abbiamo fatto riposare la carne perché deve riposare. Deve è riposare? Fondamentale. Post cottura deve Post riposare? cottura deve riposare. La prendiamo. Abbiamo fatto una bella bistecca al sangue per come si mangia una bistecca del Questa si genere. mangia così. Si mangia al sangue. Mi prenderesti, e lo sto prendendo Dai, io perché prendi tu. tanto tu non lo avresti preso, giusto? Una barchettina? E Metti là. facciamo, guarda, andiamo a tagliare. Mamma Questo è mia. il cuore della bistecca Mamma proprio, mia, questo è il filetto proprio. Io te lo faccio così. Così. Facciamo la nostra bella sgaloppatura. Bravo. E te lo devo mettere così. Così. Sì. Quel coccinino di sale, Quel coccinino di sale, così.
quel coccinino di olio, quel coccinino di olio. ma non finisce qua. Guarda No. che cosa ti ho preparato, che tu non te l'aspettavi né ora e non Cosa mai. mi hai preparato? Guarda che non te l'aspettavi. No. Le potatoes. Ma questa è la morte sua, eh? Esatto. È la morte sua. E andiamo di qua. Questo lo spostiamo Questo un lo attimino. spostiamo un attimo. Così. Questo lo togliamo, questo E che lo togliamo. assaggiamo? Che assaggiamo per Io direi prima? comincia dal blanchet perché è debole. Dai. Aspetta che Cominciamo prendo il dalla piatto, blanchette. che è un ingrediente, insomma, una ricetta con una certa eleganza, un certo sapore, Sì. capito? Se lo metto così. Molto francese, molto francese. Oui, oui, c'est très français. Et voilà. Un peu de blanchette. E alla via. Adesso assaggia un pezzettino solo però. Un pezzettino, basta. Oh, buonissima, guarda. Il fungo. Buono, eh? No, No, ho questo lascialo a beccato- me, questo lascialo a me. Ho beccato il limone. Questo lascialo a me. Assaggio io. Lo senti? Sì, sento l'assaggio. Sì. Lo senti quel retrogusto di limone? Sì, troppo, Lo senti? troppo mi sto mangiando. Aspetta, Vediamo questo. Vediamo se senti la carota. Vediamo. Non l'ho sentito perché non l'hai presa. Lo senti? No, c'era un pezzo. Ora sì, ora sì. Sì, sì, sì. Ci sei? Sì, un altro pezzettino di maiale me lo fai sentire. Sei connesso? Sì, sì, un altro pezzettino. Questo. Ah, basta, non me ne dare più perché non ne voglio più. Esatto? Sì, basta. No, vabbè. Questo lo mettiamo Guarda che qua. faticosa questa cosa. E ora eh. passiamo a questa. Dire delizia e dire poco. Dire delizia e dire poco. Siete scioccati dalla nostra Guarda, cottura guarda perfetta, il colore. Doppia cottura. In inglese si chiama reverse searing. Devono fare così per farla perfetta. Revenge secondo te? sharing. No, questa la devi assaggiare. No, non posso, La devi assaggiare. giuro. Fammelo assaggiare. La senti? Sì. Eh? Senti che buona? Mi fai sentire pure un po' di patata. Vediamo. Buona. Mamma mia. La senti? Sì, perfettamente. Buona, eh? Basta ragazzi, sono stanca. Chiudiamo. Arrivederci, ci vediamo alla prossima. Guarda, Grazie, vi voglio veramente. bene. Blanchet di maiale, 600 g di lonza di maiale, 500 g di funghi, cremini, 200 g di panna fresca, 2 cipollotti, 2 carote, brodo vegetale, 100 g di burro, farina 00 quanto basta, buccia di limone, olio evo, sale e pepe quanto basta. E il ciuletton, 1 chilo di tibon, 4 patate, una cipolla, rosmarino quanto basta, olio evo, sale e pepe quanto basta.